La scissione è servita e continua alla vigilia di un giorno decisivo. Sono le truppe di Flavio Tosi, anche in regione, obiettivo la creazione di più liste per il sindaco di Verona. Prima la creazione del gruppo Impegno Comune con l'addio di Luca Baggio e Matteo Toscani. Oggi a Palazzo Ferrofini nasce Verso Nord, Popolo Veneto, costituito dallo storico esponente del Carroccio veneziano Daniele Stival, attuale assessore in giunta con Luca Zaia, dall'altro consigliere leghista veronese Giuseppe Stoppato e da Diego Bottacin del gruppo misto, da tempo nell'orbita tosiana. Le grandi manovre delle truppe tosiane alla vigilia del giorno fondamentale per Flavio Tosi. Domani l'ora X, non a caso nella sua Verona, dove il sindaco ha chiamato a raccolta i fedelissimi del Faro. La manifestazione Siamo con Tosi, originariamente prevista per il 17 marzo, è stata anticipata e spostata in fiera perché si attende un gran numero di persone. Tosi pronto a candidarsi, senza timori. Se è anche difficile, bisogna fare anche le cose difficili, una delle cose difficili lo dice, non mi tiro indietro, creare un'alternativa vera di centrodestra, ma lo si deve fare per il Paese. In regione la diaspora c'è, ora tutti guardano a Roma quel gruppo di parlamentari, Patrizia Bisinella in testa, che potrebbe seguirlo, mettendo in difficoltà il Carroccio soprattutto alla Camera. E poi, i probabili alleati, se mi candido vado da solo, aveva detto Tosi, le convergenze le vedremo in seguito. Già, le convergenze, magari con l'NCD, sempre più interessato all'alternativa tosiana. La rottura di Tosi con la nuova Lega di Salvini apre la possibilità di una ampia aggregazione intorno alla sua candidatura di forze liberali e popolari che in prospettiva saranno l'unica alternativa possibile nei confronti della sinistra di Renzi. Insomma, il Veneto sarà un laboratorio per le future elezioni politiche. Difficile per bocca dello stesso Tosi che tra gli alleati ci sia il centro-sinistra di Alessandra Moretti, che però guarda con attenzione le mosse di Tosi, ora che da Roma è arrivata la certezza del giorno del voto, il 31 maggio. Prima domenica utile per andare alle urne. Niente anticipo, 17 maggio sarà una campagna elettorale più lunga, una partita a scacchi che potrebbe essere influenzata proprio da un voto a ridosso dell'esodo estivo, secondo i politologi. Più tempo per i candidati, soprattutto chi vuole combattere Luca Zaia. L'allungamento della campagna elettorale favorisce tutti gli altri, tranne il governo regionale uscente.